Bene, eccoci insieme ancora una volta. Con noi c'è Andrea Chestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifiche, perché siamo ormai arrivati, se non sbaglio, alla 13ª edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, che si tiene quest'anno dal 18 al 26 di maggio. Tante le iniziative anche a nord-est, si va dalle aperture, le visite guidate agli impianti idrovori, le cosiddette cattedrali dell'acqua, i concorsi per le scuole e così via. Facciamo vedere anche l'immagine, poi la riproporremo a campo pieno. Perché? Perché questo, che è un innaffiatoio, ma che, come vedete, diventa anche una presa elettrica, è il simbolo dello slogan di quest'anno: risorse naturali, energia per il territorio. Quindi settimana dedicata in particolare alle potenzialità dell'acqua e del fotovoltaico, più in generale delle energie rinnovabili, promosse e gestite dai consorzi di bonifica. Qual è la realtà nel Veneto? Beh, è una realtà importantissima, perché il Veneto è sicuramente una tra le regioni dove la bonifica ha fondato la sua storia, dove i consorzi di bonifica hanno delle realtà consolidate importantissime per la gestione e la valorizzazione e tutela del territorio. La settimana della bonifica di quest'anno, ormai un appuntamento annuale, importantissimo per le iniziative che metteremo in campo, e attorno al tema scelto quest'anno, cioè le risorse naturali, energia per il territorio, i consorzi del Veneto hanno sicuramente molto da dire e da far vedere. Qual è la situazione? La situazione in Veneto è di innovazione e sviluppo di forti tecnologie che si sono consolidate nel tempo grazie anche alla presenza dell'acqua, dei corsi d'acqua, dei fiumi che scendono dai monti, e soprattutto per quanto riguarda le energie alternative, l'attenzione, l'attività e l'innovazione che i consorzi hanno messo in campo è sicuramente importante. Di cosa si tratta? Si tratta di numerosi impianti. Noi abbiamo oggi una produzione idroelettrica, possiamo dire, straordinaria, che ormai supera i 35 milioni di kilowatt. Siamo arrivati a un soddisfacimento di circa il 48% del fabbisogno, cioè di quanto i consorzi consumano. Il consumo si attesta intorno ai 73-75 milioni di kilowatt, attraverso 27 impianti di produzione di energia. Una piccola parte di fotovoltaico, e 21 di questi 27 sono idroelettrici. L'attività continua, non ci stiamo fermando, stiamo recuperando qualsiasi salto d'acqua possibile per produrre energie alternative. Possiamo anche dire che un punto di debolezza di questa attività sono le lungaggini burocratiche, che molto spesso ingessano i meccanismi di fruibilità delle varie situazioni. I consorzi di bonifica producono energia elettrica, ed è questo uno dei grandi temi su cui vogliamo sollecitare il pubblico. Producono energia elettrica non per produrre utili, ma soprattutto per dare beneficio ai contribuenti dei consorzi di bonifica. Mi spiego meglio. Una società privata che viene autorizzata a produrre energia elettrica trae vantaggi dagli impianti, producendo profitti e utili che poi ora investe, oppure giustamente È la loro attività. È la loro attività. I consorzi di bonifica che vanno in concorrenza con il privato o con chi ne chiede autorizzazione alla Regione per l'utilizzo dei salti d'acqua, in realtà per la conformazione giuridica dei consorzi di bonifica, gli utili che provengono dalle varie fonti alternative, in questo caso l'energia, devono venire sottratte, quindi vengono detratte dalla contribuenza che viene poi ripartita ai contribuenti. Quindi l'utile che noi produciamo per questa attività commerciale va a sgravare l'onere che i consorziati pagano. Ecco, quindi in realtà quello che noi continuiamo a sostenere e sollecitare anche alla politica è di fare molta attenzione, perché nel momento in cui poni in concorrenza i consorzi con i privati per l'utilizzo della risorsa, e sono due differenti i canali poi dove gli utili vanno a finire. Uno viene privatizzato e l'altro in realtà va ai contribuenti in detrazione. Viene socializzato. Viene socializzato. Quindi questo è un aspetto più politico-amministrativo, mentre l'altra parte è quello della
del filone di attività importantissimo è quello delle produzioni di energie alternative che danno ai consorzi sicuramente grande rilevanza. Anche perché noi abbiamo sempre quell'obiettivo entro il 2020 di produrre il 20% di energia da fonte rinnovabile, oltre a diminuire del 20% la produzione con sistemi convenzionali, e in questo il micro o mini idroelettrico può essere decisamente un contributo, non risolutivo ma un contributo. Sì, i consorzi sono impegnati su questo, esauriti o si stanno per esaurire i grandi salti d'acqua, quindi le grandi fonti di energia rinnovabile da idroelettrico. I consorzi si stanno impegnando moltissimo sul microhydro, cioè su quelle piccole fonti di energia dove magari l'investimento è poco, però in realtà dall'altra parte abbiamo anche poco realizzo, poco margine, però in realtà vuol dire sfruttare il territorio a pieno con tutte le sue potenzialità. È inevitabile che questo percorso porti i consorzi a continuare ad innovare e a gestire il territorio nel migliore dei modi. Il microhydro si sta sperimentando proprio attorno alle attività dei consorzi, che sono i gestori di quella rete minore idraulica che permette anche proprio di sperimentare e investire su queste piccole situazioni. Se ne è parlato proprio nei mesi scorsi anche qua a Padova in fiera in un apposito convegno, e l'immagine bella è che oggi si può produrre energia elettrica con un salto d'acqua, cioè un dislivello anche di 1,5 metri, e quindi è meglio immaginare la rete dei consorzi di bonifica, che sono circa 200.000 km di canali in tutta Italia, come un potenziale bacino di produzione di energia pulita, di energia idroelettrica. È chiaro che è un'immagine, però insomma può contribuire al bilancio energetico del nostro paese. E senza nulla togliere ad alcuno dei siti idroelettrici che gestiscono i consorzi di bonifica, mi piace anche ricordare quello di Bassano del Grappa, che è una sorta di parco idroelettrico che è di una magnificenza assoluta e che consiglio a chi passa da quelle parti di andare a vedere, perché non è interessante solo dal punto di vista produttivo, ma è bello anche proprio da vivere, perché è un vero e proprio parco acquatico. E sarà aperto e fruibile durante tutta la settimana con iniziative e visite guidate organizzate proprio dal consorzio stesso. Certo, è una meta... la settimana della bonifica sono queste le occasioni, insomma, certo, per andare proprio a vedere. Ecco, oltre alle visite, naturalmente la settimana della bonifica è anche l'opportunità, l'occasione per fare un po' il punto sulla situazione dell'assetto idrogeologico, anche dell'irrigazione nel nostro territorio. Seppur in sintesi, come siamo messi quest'anno? Sì, arriviamo da una stagione piovosa come mai si ricordava in tempi recenti. Il tema proprio della settimana è le risorse naturali e valorizzare e tutelare le risorse naturali come il suolo e l'acqua è una delle attività dei consorzi di bonifica, quindi veramente quest'anno la settimana racchiude un po' tutti i temi nel suo interno. Il nuovo territorio è molto particolare. Il suolo va valorizzato, il suolo va tutelato e l'acqua, la risorsa idrica lo stesso, in quanto è un bene preziosissimo. Il Veneto ne è ricchissimo, però in realtà vediamo le problematiche che genera l'acqua. L'anno scorso abbiamo assistito a un anno estremamente, siamo passati dal novembre siccitosissimo. È stata un'introduzione della sigla inaspettata. Da un novembre alluvionale, il 2012, novembre, siamo passati ad un'estate siccitosissima per arrivare praticamente in una primavera 2013 che dagli ultime statistiche dicono oltre 25 anni che non capitava una primavera così piovosa. Siamo oramai al 60% della piovosità media annuale caduta nei primi 3 mesi, 4 mesi dell'anno. Una stagione che sta compromettendo non solo i raccolti, ma sta generando costi altissimi, perché l'acqua deve continuamente essere pompata e fatta arrivare, del nostro territorio arrivare a mare. È sotto il livello del mare, quindi deve essere alzata. Insomma. Infatti la problematica che si apre è la difesa del territorio, non solo come consumo del suolo, che è un ulteriore filone interessantissimo di discussione che in questi giorni sta coinvolgendo non solo la politica, i cittadini, e i consorzi sono in prima fila perché hanno un progetto interessantissimo da proporre. Il nostro territorio è un territorio fragile da un punto di vista idraulico, delicatissimo. Il 30% del territorio lo scolo delle acque avviene attraverso gli impianti idrovori, circa 400,
sono 400.000 ettari su 1.200.000, un Veneto sicuramente molto fragile dal punto di vista idraulico. L'acqua viene pompata a mare attraverso questi impianti, in questo grande catino di 400.000 ettari. Lì dentro abbiamo purtroppo consumato tantissimo suolo, 70.000 ettari, il 32% della superficie circa è praticamente artificiale, è diventata cemento. Abbiamo costruito le città. È inevitabile che quando parliamo di risorsa suolo dobbiamo fare molta attenzione, forse dobbiamo dire basta, dobbiamo cambiare modo di approccio alla gestione del territorio, se da una parte dobbiamo mettere in campo quel grande progetto che presenteremo durante la settimana della bonifica per quanto riguarda il piano di mitigazione del rischio idrogeologico, fatto di grandissime opere, sono circa 400 progetti che i consorzi di bonifica hanno pronti per essere messi in campo a difesa del territorio e per la sicurezza idraulica, per un valore stimato di circa 1.300.000.000 di euro. A fronte di questi grandi progetti, di queste grandi opere, di questo percorso pluriennale che bisognerà mettere in atto per portare in sicurezza il territorio, è inevitabile che bisogna cominciare un percorso anche di cambiamento di modo di vedere le cose, di pensare un nuovo modello di gestione del territorio, ed è questo che la bonifica si sta impegnando con una serie di alleanze sul territorio, dai comuni alle associazioni di consumatori e ai cittadini, per far sì che il nostro territorio non venga più passatemi il termine, violentato da questo punto di vista, ma sia un bene da preservare, da valorizzare, da tutelare, una risorsa naturale di cui non possiamo fare a meno. Grazie ad Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifica. Concludo facendovi vedere ancora una volta il logo della settimana della bonifica e dell'irrigazione 2013, tante le iniziative sul territorio, sono 10 consorzi di bonifica del Veneto più uno di secondo grado, il consorzio di irrigazione Lessinio Euganeo Berico. Guardate le locandine, approfittate delle tante opportunità che ci saranno per conoscere un'attività fondamentale e determinante per la gestione nella nostra vita quotidiana, quale è appunto la salvaguardia idrogeologica. Sul sito? Sul sito che abbiamo fatto passare prima in sovraimpressione, comunque www.bonifica-uvb.it, trovate le indicazioni. A domani.